Podia disponere legalmente del suo patrimonio di un uomo di più di 90 anni ricoverando un'istruttura e prosaccusa che la tirbodia su conto corrente per scopos personales. Sa Guardia di Finanza de Castello ha denunziato pro peculà un amministratore del sustento, Zai, assessore a servizio sociale di un comune dei Susulcis Gresiente, sequestrando che li beni mobili e immobili disponibilità del finanziaria pro 30.000 euro. S'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica della città metropolitana del Sud Sardigna è scominciata a posti della denunzia presentata dai Suvizio dell'anziano, che entre su 2022 e su 2023 ti scomprovava a mancos in su conto corrente intestau a su babbu. Sor finanzieri hanno avuto os accertamentos bancarios necessarios, boccando a campo più di 40 pagamentos in su POS, pro comporas che non bintravano a nuda che in sor bisonzor desanziano, che a materiale edile, carburante, articulos pros infanzia, produttor de ottica, vinza gelaterias e più di 80 prelievos in contante tutto brivor de giustificaziones rispetto a sa condizione di una persona ospitata in una residenza pro anzianos. Sas indagines preliminares hanno accertato che isomini a Sichiu che in su vaccher illicitu finza a posti se sausi in garrigo di amministratore de sustentu, che in sa vaccher sa rendicontazione chi est un obbligo de legge. Sa dimissione, sa chi da colada, del suo direttore generale della Protezione Civile Regionale Mauro Merella, in carica da Lampa dal 2024, su una ribada si spessata a sos ufficios, una decisione che non si isettavano e che ha spantau vinzas a assessora ambiente Rosanna Laccuni, un passo deciso in crar de su via libera su unanimità in cussizzu a sa riforma organica del suo sistema di protezione civile, a pustir de 37 anni, desumanizzu des emergenze a sa cultura desa previsione e desa prevenzione. Sor giornales in sas ultimas dies hanno scritto che di attesses proprio sa riforma approvata, parisi a criticidades strutturales inzaladas più di una volta e a barrada senza risposta, sa neche desar dimissiones, ma s'assessora Laccuni data si smentia a bocche manna. In salita rinviata a sa regione, Merella garantiti sa continuità amministrativa vinzas a sotto de tribulas, ma pro comode nomina annovano sin deva veddata, si pompiata su presente, a su traballo ze programmau, tra una pagliechida di fatti esatta a cominciare la campagna antincendio, che è simpinno prudilico di affrontare. Sar dimissioner de Merella, chi in sa giunta de Esolina saia s'ingarigu de direttore de su servizio de pianificazione e gestione de sas emergenzias, hanno posto in pisti chinzus a scompagnare barrazzellare sardas, in prima linea paris a sa protezione civile, in su contrasto a sorfocoso e in su monitoraggio de sa riscu idrogeologico. Sono ultimamente che un mudamento goi in sa direzione può addasiare sos progettos in essere e compromettere su traballo vattu finza sa commo. E procussu a suo dirigente pedini debi pensare. In una notte scrivene chiesto un punto di riferimento necessario in su ligamine inter istituziones e forzas operativas in su territorio. Chi in sa ghia sua su sistema di protezione civile ha balanzao in operatività e credibilità a livello nazionale, ma da assessorao a s'ambiente assicurano chi sa macchina andata da innantisi. Su che scapitando a livello internazionale si chi tapponnere in pensamento sas esportazioni italianas è de prospuru cussa sardas. A dispetto de sas politicas des ordazios americanos e sardudas proneche de sa guerra in Medio Oriente, su pecorino romano si mantenet stabili in su mercau, caso chi proprio in sos Estados Unidos esportata su 60% de sa produzione, che in un aumento mancari de pacu in su 2025. In sa vendita in Italia su prodotto a barra forte che in su 4,3% in prusu. Che in questo numero su consorzio de su pecorino romano è partecipante a su Tutto Food de Milano, a dove internazionale presa impresa de su settore agroalimentare che ha aperto erisi. In questa occasione puru su pecorino romano è uno dei suoi prodotti più apprezzati e oggi su consorzio ha deciso di puntare vinzas a sa formazione dei giovanos che in un bando preso gli studenti de Sardigna, de su Lazio e della provincia del Grosseto, sa terra de su pecorino romano, che in 3 bursas di studio de 3 anni dedicadas a sos iscritos a su curso de laurea in tecnologia e gestione des impresa casearia des Università de Parma, s'unica in Italia a garantire una formazione specifica di questa azienda. Sar dimandas si possono presentare vinzas su 30 di agosto.
Tattari ha deciso di firmare 3 importanti opere pubbliche finanziate su PNRR, che conforma sul cronoprogramma attuale non si chiediano accabare entro la scadenza di su 30 de lampadas, previdia prolezze. Sos progetti interessati per toccano su Palazzo Storico de Carrera Zara, s'ampliamento della sede del servizio sociale e sas opere di sistemazione idraulica in Sadiga dei Bunnari. Interventi considerati strategici per la città, ma chi, se non batta una proroga o una rimodulazione di su dinaro a disponimento, arriscano di perdere su finanziamento del suo governo. L'obiettivo del suo comune di Tattari è di evitare che le opere abbarrano a metà e mescamente di evitare che a pagare sia su comune. Procussus aggiunta ha deciso di firmare pro commo chi insiter delle opere e di aprire un confronto con il suo Ministero dell'Interno pro una rimodulazione del finanziamento. Pradu non è spezio un'area industriale, ma su coro produttivo de Nugoro, naschiu in su 1971, che in più di 260 aziende e 2 impreaos, oggi è schircando de che sire dai vecchi ottannor de asio burocratico. Sa formazione politica progetto per Nuoro, a posti di uno scantos addobbios che in sos imprenditore locales, adotta sa proposta che arriva dai chi esaria la vive cada die. Un piano che nata chi non ha s'accorpamento chi su chip e punta a una gestione comunale pro sempre, mancare che in una società partecipata. Pro Lisetta Bidoni, così zera comunale, non è spezzo un seperu tecnico, ma un impegno etico piccao che in sos elettores prova che diventare Pradu su motore economico del suo territorio. Su venidore dell'area pro progetto per Nuoro, può tornare ad innanti spezzi che in un confronto claro entre le forze politiche e chi affittiano investiti in su coro produttivo della città.